L'applauso per le due squadre che andranno a giocare la prima semifinale della Coppa Endas di Vicenza. Serbia United in maglia granata e il Real Mantovano maglia grigia con i portieri rosa a sfidarsi in questo primo incontro live su Futsal Veneto TV dalla Belbotea Arena, con la voce di Stefano Testoni a raccontarvi questa sfida che sarà diretta da Luigi Iarrizzo e Fabio Mazzoccato della sezione Endas di Vicenza. Andiamo subito a leggere le formazioni con il Real Mantovano di mister Tiziano Marcolongo, che schiera con il numero 1 il capitano Nicola Dagliago, con il 3 Tessaro, con il 4 Aidari, 5 Felipe, 6 De Grossoli, 7 Bicego, con l'8 Leutrim Lusciacu, con il 9 Pangallo, con il 10 Drobolo Saljevic, con l'11 Leard Lusciaco, 12 Ferinon, 13 Mecenero. Lo Serbia United schiera con il numero 1 Dimic, con il 3 Popovic, con il 4 Zlatanovic, con il 7 il capitano Predrag Djordjevic, con il numero 8 Turkolovic, con il 9 Kvtovic, con il 10 Popovic, con l'11 Kostic, con il 12 Petrovic, con il 14 Stevanovic. Sarà il Real Mantovano a dare il via a questa prima sfida. A seguire alle 21:30 la seconda semifinale tra il Città Futsal Malo, il Futsal Città di Malo e il Velo Calcio 5. A contendersi 4 squadre, la finalissima in programma, sempre qui alla Belbotea Arena, domani pomeriggio, dopo la sfida Under 15 che vedrà in finale Mestre Fenice e Marca Futsal Montebelluno, i campioni del futuro. Attendiamo il fischio d'avvio, l'Inter ha finito, quindi si può partire. Il signor Iarrizzo dà il via a questa
Primo tempo, 30 minuti, con il Real Mantovano che era partito dal centrocampo con il tocco del non più giovane Mirko Bicego, ma comunque sempre in grande forma il 7 del team di Arzignano. Serbia United che fa scorrere subito i secondi con Popovic che attende il forcing degli avversari, scarica a sinistra dopo il movimento al numero 8 Turkolovic, ancora Popovic, ultimo di movimento tra i pali. Serbia United schiera con il numero 1 Susan Dimic, stesso numero per il portiere e capitano del Real Mantovano Nicola Del Lago, che difende i pali della porta arzignanese. Real Mantovano che recupera subito un pallone, un fallo laterale già battuto, palla per Igor Dobroseljevic, per tanti anni giocatore che ha calcato palcoscenici importanti a livello di FIGC. Bicego, giro palla, intanto con il tocco di Farinon, recupera lo Serbia United, si fa vedere Popovic sulla destra, lo scambio ancora era per il numero 10, l'altro Popovic, Milan. Intanto c'è stata l'ottima parata di Nicola Del Lago che ha sventato la minaccia. Milos e Milan, i due Popovic che hanno fraseggiato poc'anzi nella prima azione pericolosa di questa sfida. Real Mantovano che prova ad uscire con Farinon, gli tocca il pleno ancora Bicego, Dobroseljevic, Farinon, si muove qui sotto la nostra postazione anche il numero 3 Giacomo Tessaro, intanto viene colpito il numero 13 Tommaso Farinon che viene aiutato a rialzarsi da Dobroseljevic. Rivediamo qui il replay del fallo, il primo fallo commesso dal Serbia United. Non sono passati 2 minuti di gioco in questo primo tempo. Il fischio del signor Mazzoccato a fare ripartire il gioco, che in questo momento palla dietro per Dobroseljevic, lo scambio ancora con Farinon. Dobroseljevic non si chiude il triangolo, il pallone è uscito, rimessa laterale sulla difesa di Turkolovic. Serbia United che batte una laterale, Milan Popovic, lo scambio con Milos, Popovic, serie di finte, Turkolovic ora cerca di muovere il pallone, si fa vedere avanti Popovic, Bicego capisce tutto, interrompe l'azione offensiva e fa ripartire il Real Mantovano da dietro con Farinon che apre a destra per Tessaro. Si ferma sulla corsa il 3, oggi in maglia grigia. Tessaro, la giocata, ha dovuto l'intervento difensivo, palla che poi arriva tra le mani di Dimic, lo scambio con Milan Popovic, il movimento di Milos che non va a buon fine, recupera ancora il Real Mantovano con Tessaro, Bicego era libero in area avversaria, non è stato visto però dal compagno Mantovano che manovra ancora azione, palla per Dobroseljevic che cerca di incunearsi tra le mani della difesa granata, palla che arriva ancora tra le mani di Dimic che serve Milos Popovic sulla destra. Krtovic, la palla arpionata da Del Lago, torna a distendersi nuovamente il Real Mantovano, partita iniziata a ritmi blandi, nessuna delle due ha fretta, intanto dentro c'è Mecenero, l'ho chiamato fin qui Farinon è il secondo portiere del Real Mantovano, la maglia numero 13 di Matteo Mecenero. Avevo sbagliato a scrivere i numeri nella mia distinta, chiedo bene al buon Matteo, altro giocatore che in passato qualche partita a livello FIGC nazionale l'ha fatta. Serbia United si distende ancora con Turkolovic che non riesce a saltare a Mecenero, recupera ancora Turkolovic il pallone, poi glielo tocca proprio Mecenero, c'è intanto il fallo, un tocco di Milan Popovic che colpisce la mano, rivediamo che nel replay, di Del Lago che si era preso il pallone. Poi Turkolovic aveva
messo dentro, ma il gioco era fermo. Secondo fallo, qualche problemino, resta comunque in campo il capitano del Real Mantovano Nicola Del Lago, colpito quando era ancora a terra. Real Mantovano, da Brosaljevic, lancio lungo, il tocco, scusa, ringraziamo intanto il cameraman improvvisato che era proprio davanti la porta. Se avete sentito lo scusa, poi ho tolto il microfono, se no si sentivano anche le acciderboline parolacce. Intanto torniamo live con Serbia United che è in possesso con Milos Popovic, non subisce fallo, dà il vantaggio il direttore di gara, poi il tiro in corsa di Kvitkovic che viene respinto, laterale ancora per Milos Popovic, la finta a chiamare a sé il numero 9 Daniel Kvitkovic, palla per Turkolovic, la finta, non trova lo spazio per calciare, salve la corrente numero 9, lo scambio, recupera però bene Bicego che fa ripartire l'azione di suoi, poi Turkolovic con il petto mette in fallo laterale e chiama anche il cambio. La prossima si alza dalla panchina il numero 7, ma entra però invece Zlatanovic con la maglia numero 4 granata del Serbia United, la finta di Mecenero che va sul fondo, cerca di servire Bicego, c'è deviazione in fallo laterale per il Real Mantovano con Giacomo Tessaro e Dobrosaljevic che restituisce il pallone al Serbia United. C'era stato un tocco all'ora del Real Mantovano con sportività, il 10 del team arzignanese riconcede il pallone agli avversari, mentre intanto è entrato anche il capitano Pedrac Djordjevic con la maglia numero 7. Dobrosaljevic recupera il pallone, calciare, trova il vantaggio con un rasoterra dalla distanza. Igor Dobrosaljevic che manda il gol alla famiglia, il cuoricino per i figli e la compagna qui in tribuna. Dunque Real Mantovano che passa in vantaggio, lo rivediamo nel replay, non preciso qui Susan Dimic, si è tuffato in ritardo, 8° minuto, Real Mantovano che mette la freccia, ma la partita è ancora lunga, vediamo lo Serbia United che cerca di rispondere, non va a buon fine però il passaggio tentato da Milan Popovic, né Milos Popovic tantomeno Zlatanovic si sono portati sul pallone. Intanto sono arrivati anche dei cambi, sponda Real Mantovano, c'è dentro Arlind Haidari, maglia numero 4, quindi intanto l'ottima uscita di Del Lago ad evitare il possibile pari, c'è anche Lusciaco Leutrim, sponda Real Mantovano, e Dobrosaljevic intanto va a chiudere lo spazio di passaggio a Milos Popovic. Serbia United nella metacampo avversaria, stiamo dicendo appunto di Arlind Haidari, giocatore del futsal Trissino che tornerà qui. Lui spera anche domani per la finale di Coppa Endas di Vicenza, ma anche la settimana prossima, venerdì, per la semifinale di Coppa Veneto di Serie D con il Trissino del presidente Ferrari, che salutiamo. Proprio Haidari dietro per Leutrim che fa ripartire verso Mecenero, ultimo uomo di movimento ora Dobrosaljevic, fraseggiano i due, Dobrosaljevic va da Haidari, lo scambio avanti per Leutrim che cercava di chiudere il triangolo, riparte Serbia United con 3 tocchi, si arriva dalla parte avversaria, c'era forse un fallo su il capitano Djordjevic. Milos Popovic e Mecenero non se le mandano a dire, Mecenero si arrabbia per un'entrata forse troppo violenta. Il direttore di gara fa segno che si può comunque continuare a giocare, non c'è stato nulla di grave. Lo scambio intanto tra i due Popovic esce bene, Milan proviene fermato da Arlind Haidari, soltanto fallo laterale già battuto dietro per Milos Popovic. Zlatanovic libero sulla corsia di sinistra, va da Milan però il numero 3 del Serbia United che rischia di perdere il pallone sulla pressione di Arlind Haidari. Stiamo per entrare nei secondi 10 minuti di questa ripresa, intanto fa il suo esordio in campo anche
Michailo Petrovic con la maglia numero 12, Djordjevic il capitano dietro da Milos Popovic. Zlatanovic non trattiene però il pallone, allora Leutrim fa ripartire per Alen Haidari che fa sfilare il pallone verso Dobrosavljevic che va lungo del 4, grigio griffatore al Mantovano che scarica di prima intenzione alto, intanto rientra anche Tessaro, lo rivediamo qui nel replay la conclusione di Alen Haidari. Serbia United che ora avanza oltre la linea di metà campo, il tocco di Petrovic viene però fermato alla linea del contropiede possibile del Real Mantovano con Mecenero che torna dietro e scarica verso Tessaro che va ancora da Mecenero, si fa vedere Milos Popovic, scarico palla per Alen Haidari sulla sinistra, lo scambio con Leutrim che si accentra lo spazio per calciare, la deviazione di Aleksandar Zlatanovic e allora sarà corner. Si è alzato un pezzo del parquet, lo va a sistemare Petrovic, poteva diventare pericoloso, un pezzo della Belbote Arena che ospita questa Final Four di Coppa Endas di Vicenza, tanto palla per Haidari, il numero 4 grigio avanza, lo scambio con Tessaro, ancora Haidari, lo spazio per tentare un tiro, invece poi arrivava il passaggio per Leutrim Lushaku che non va a buon fine, palla sul fondo, già rimessa in gioco da Susan Dimic per Zlatanovic. Milos Popovic, si muove anche il capitano Djordjevic, il pallone era per lui indirizzato da parte di Michailo Petrovic, non va a buon fine il passaggio, allora Alen Haidari dietro da Mecenero può far ripartire l'azione del Real Mantovano di mister Marco Longo. Mecenero il gioco, palla per Tessaro che la tiene viva, aveva rischiato di trovarsi tu per tu con Dimic, era stato bravo a fermarlo Zlatanovic, ancora Tessaro però che si allunga troppo il pallone, va a terra, non c'è il fallo, Zlatanovic poi scarica ancora in fallo laterale, un laterale pronto ad essere battuto da Giacomo Tessaro, maglia numero 3 del Real Mantovano dietro per Mecenero, lo scambio con Leutrim, il tiro e il gol che va a togliere la ragnatela, un destro perfetto quello di Matteo Mecenero che trova il 2-0 Real Mantovano al 13° minuto. Vediamo nel replay, ottima la giocata, c'è stata bene la finta di Mecenero che ha eluso l'intervento difensivo di Milos Popovic, poi ha scaricato un destro che Susan Dimic ha soltanto guardato entrare nell'incrocio lontano, quindi intanto la risposta Serbia United con il tiro ribattuto, palla poi tenuta in campo da Nicola Dal Lago, poteva forse tirare prima il numero 12 Petrovic, intanto recupera Milos Popovic, lo scambio ancora per Milos Popovic, riparte in contropiede Leutrim Lushaku, Leutrim fermato da Turkolovic, un controbreak allora ora per il Serbia United, palla per Turkolovic, il tiro e il gol che riapre la sfida con il capitano Predrag Djordjevic che mette dentro sul servizio di Milos Popovic. Passato un minuto poco più dal 2-0 di Mecenero e qui arriva, lo rivediamo, il bel gol a chiudere una azione corale di Predrag Djordjevic. Dunque partita subito che si riapre con lo Serbia United oggi padrona di casa, con il Real Mantovano che rimette il -1, qui intanto Leutrim Lushaku apre per Tessaro viene fermato senza fallo, il contropiede allora che può avanzare con il numero 9 Kvetkovic e poi il destro, la puntata di Turkolovic, c'è il time out intanto chiesto da mister Marco Longo. Milos Popovic guarda il direttore di gara, voleva un fallo cumulativo che ci poteva anche stare, era prolungato l'abbraccio poco amorevole di Giacomo Tessaro, non è d'accordo però il direttore di gara, mentre mister Marco Longo richiama vicino a sé i suoi giocatori per spiegare il da farsi alla ripresa del gioco quando sono passati 15 minuti in questo primo tempo
14,50 per la precisione, come da grafiche proposte da Futsal Veneto TV. Real Mantovano è avanti 2-1 sullo Serbia United, gran gol di Mecenero a trovare il 2-0 e poi poco dopo Capitan Predrag Djordjevic ha riaperto il match dimezzando lo svantaggio. Questa è la prima semifinale della Coppa Endas di Vicenza. Intanto entra anche Felipe con la maglia numero 5, primi scampoli di partita per lui in questa Belbotea Arena. Pressione alta ora del Serbia United con Del Lago che deve attendere il fischio. Il direttore di gara richiama a sé due giocatori dello Serbia United. Non capiamo cosa sia successo. Non hanno i parastinchi, vengono richiamati allora a sistemarsi i parastinchi in panchina. Ci sarà un passaggio di parastinchi tra i giocatori. Il direttore di gara ha ravvisato l'assenza per il numero 9 Kvetkovic, per il numero 12 Petrovic. Da regolamento devono essere utilizzati i parastinchi e Del Lago va a scaricare lontano il pallone con Susan Dimic che controlla la sua uscita oltre la linea nera della Belbotea Arena e fa ripartire il gioco per Turkolovic sulla destra, anzi no, cercava l'imbucata avanti. Turkolovic viene fermato da Tessaro e poi Milos Popovic scarica in fallo laterale sul pericolo di Felipe. La rimessa laterale è per lo Serbia United, già battuta da Petrovic che non riesce ad arrivare sul pallone, troppo profondo, troppo forte quello che ha cercato di servirgli Kvetkovic. Dal Lago, Mecenero, si muove Tessaro, Mecenero alza la testa, lo scarico all'esterno per Felipe che protegge il pallone in rimpallo, favorisce Alen Haidari che può avanzare il tunnel a servire Giacomo Tessaro. Tessaro dietro ancora per Haidari che tocca un pallone di troppo, recupera comunque il pallone, cercava il tiro, la conclusione la trova però anche la deviazione di Christian Turkolovic in fallo laterale, già battuto dietro per Mecenero che mette giù il pallone con la suola. Mecenero apre a sinistra per Tessaro che si prolunga il pallone che poi è anche uscito oltre la linea nera. Dunque sarà rimessa laterale in favore dello Serbia United quando sta per scoccare il 18° minuto di gioco. Qui è la Belbotea Arena con il Real Mantovano avanti 2-1. Milos Popovic, lo scambio con Kvetkovic, il 9 prolunga ma Alen Haidari recupera il pallone che viene servito a Felipe che va a scaricare addosso all'onnipresente Milos Popovic, mai uscito dal campo il 3 del Serbia United in maglia granata, ma è ancora Real Mantovano che manovra. Palla sinistra aperta per Alen Haidari che dà un'occhiata davanti, serve Tessaro che gli prende il posto. Tessaro cerca di andare sul fondo, suolata, poi passaggio comodo per Haidari che gira lato verso Mecenero. Mecenero va a puntare Turkolovic, Mecenero il tiro, Milos Popovic quasi sulla riga di porta, recupera il pallone. Mecenero voleva il fallo, il pallone toccato, la rimessa laterale è per il Real Mantovano, è rimasto a terra Petrovic, laterale che viene invitato a essere battuto ad Alen Haidari. Qualche protesta per una trattenuta di Mecenero sulla ripartenza avversaria. Milos Popovic intanto recupera il pallone, torna comunque in fase difensiva Felipe. Kvetkovic impreciso il suo tentativo di passaggio per il numero 8 Turkolovic. Intanto rientra anche l'altro Lushaku Leard con la maglia numero 11, quindi in campo solo un Leutrim. Alen Haidari intanto cerca l'invito lungo verso Felipe, fa buona guardia Dimic che si prende il pallone, lo serve però Turkolovic che batte il fallo laterale per Milos Popovic. Turkolovic ancora a superare la linea di metà campo, chiamare in causa nessuno, una spalla scodellata
dalle parti di Dal Lago, che può far ripartire il gioco comodo per Arlin Haidari. Attende il movimento dei compagni, serve dietro per Laird, giro palla verso Dobrosagljevic con Felipe che scarica il pallone al 10, Dobrosagljevic che chiude con un diagonale fuori di poco, un pericolo ancora per la porta di Dimic, lo vediamo nel replay, un metro fuori sul palo lontano, ma era buona la giocata offerta dal numero 5 Felipe. Serbia United ancora in possesso palla con Kvitkovic che non riesce ad arrivare sul pallone di Milan Popovic, un errore di geometria, quello del numero 10 serbo Dobrosagljevic, il movimento di Arlin Haidari, poi Dobrosagljevic si prende lo spazio per il tiro, mentre il capitano Djordjevic chiama un time out per spezzare il gioco, richiama a 6 compagni di squadra quando mancano poco meno di 10 minuti al termine del primo tempo, con il Real Mantovano avanti 2-1 sullo Serbia United. Ecco lì la grafica, 8 minuti, poco più l'eventuale recupero in questa prima semifinale della Final Four Coppa Endas di Vicenza. Chi vince domani nella finalissima, sempre qui live dalla Belbote Arena sulla pagina YouTube di Futsal Veneto TV, troverà la vincente della seconda sfida. Alle 21:30 stasera si affronteranno Velo e Futsal Città di Malo. Un'altra sfida che promette equilibrio e speriamo anche tanti gol che possano regalare spettacolo al pubblico della Belbote Arena, che anche qui per questa prima sfida Endas, campionato amatoriale di calcio a 5, un buon pubblico che, stando alle immagini, apprezza anche la birra. Insomma, Belbote Arena oggi che riempie i cestini con le lattine di birra. Qui intanto c'è il fallo di Dobrosagljevic sul collega di numero Milan Popovic, primo fallo Real Mantovano, ne aveva commessi 2 in apertura la formazione dello Serbia United, è proprio Milan Popovic in carica della battuta di questo fallo. Palla per Turkolovic che torna da Milan Popovic, alza la testa il 10 Kvitkovic, Milos Popovic spinto da Felipe che si lamenta per essere stato trattenuto il pantaloncino, fallo che ci sta tutto. Cosa da ridire tra Laird Lushaku e Milos Popovic. Popovic, il numero 3 dello Serbia United, che ha a favore un fallo. Laird che viene invitato a restare calmo da Dobrosagljevic, punizione pericolosa per la squadra dello Serbia United. Andiamo a raccontarvi sul punto di battuta, ci sono Kvitkovic con il numero 9 e Milan Popovic, si è difilato Turkolovic, Milos Popovic invece a dar fastidio davanti al portiere Nicola Dal Lago, il capitano del Real Mantovano. Milos Popovic a muoversi, il tiro, palla per il 10 Milan Popovic, poi rilancia lontano Igor Dobrosagljevic, uno schema che ha dato qualche pericolo, qualche fastidio al Mantovano, che ora torna a cercare di ripassarsi il pallone, lo fa con il Dobrosagljevic per pochi attimi, se lo riprende, poi la palla carambola sulla piedi di Milan Popovic che serve per Milos, qualcosa da dire tra Dobrosagljevic e l'avversario numero 8 Turkolovic. Partita tutto sommato, anzi senza tutto sommato, fin qui corretta, affilata via liscia. Intanto ancora qualche scaramuccia tra Laird e Lushaku, intanto rientra il numero 7 Mirko Bicego, palla per Arlin Haidari, lo scambio dietro per Dobrosagljevic, muove palla il Real Mantovano verso Bicego,
che vince un rimpallo, tiene il possesso per i suoi. Bicego cerca di saltare la corrente Milan Popovic, battuto il fallo laterale in velocità dal Serbia United, la risposta di Del Lago e poi Mirko Bicego ci mette il lato B per evitare il tiro a botta sicura di Turkolovic che batte subito l'auto. Ecco, qui lo rivediamo anche nel replay, erano più una coscia che il lato B, il bellissimo lato B di Mirko Bicego. Intanto fuori Arlen Haidari, rientra, anzi no, Arlen Haidari voleva spiegazione del direttore di gara, esce Laird, al suo posto rientra Matteo Mecenero, autore del momentaneo 2-0 con un gran gol sul servizio dell'altro Lusciaco, Leutrim, maglia numero 8. Mecenero va a puntare Popovic che si mette davanti con il corpo, non commette fallo. Mecenero cerca di riportare via il pallone, palla per Milos Popovic che è tutto solo, spinto a terra senza fallo da Mecenero. La presa rischia di incattivisse Bicego per Dobrosaljevic, la tocca Turkolovic per sbaglio, c'è il corner per la squadra del Real Mantovano mentre rientra anche Kapitan Djordjevic, palla per Mecenero, la finta di Mecenero che va a scaricare il sinistro, non c'è deviazione come voleva e cercava di ottenere Mecenero, cercando di eludere il direttore di gara, il signor Mazzoccato, che ha comunque fatto ripartire Dimic. Serbia United, ottima la giocata di Milan Popovic, il tiro poi di Djordjevic, la giocata su Mecenero che aveva eluso l'intervento, direttore di gara che richiama Kvitkovic, qualche scaramuccia, qualche parola di troppo, ma finché resta solo alla dialettica. Dato palla per Arlen Haidari che si accentra, scarica il destro con Susan Dimic che si tuffa, apre la manona, mette in corner. Ancora cambi, movimento palla per Mecenero che non arriva sul pallone. Intanto abbiamo visto anche il replay prontamente offerto da Futsal Veneto TV. Qui la giocata al centro del campo, il pallone riconquistato per Dobrosaljevic che quasi litiga con il compagno di squadra Bicego. Apertura per Mecenero, la finta per Bicego che viene atterrato a terra, si era girato in modo perfetto Bicego, si sarebbe trovato di fronte alla porta solitaria, lo vediamo nel replay, la finta con il corpo atterrato da Turkolovic che alza le braccia come dire non ho fatto niente, poi però un mezzo sorriso del numero 8 Serbia United che ora è andato a dare anche sportivamente il 5 a Mirko Bicego sul palo lontano. Sul punto di battuta c'è Igor Dobrosaljevic, aspettiamo il fischio, vedremo se andrà a calciare direttamente Dobrosaljevic. Tra giocatori in barriera si sfila ora Zlatanovic, Dobrosaljevic, il tiro che va a colpire la faccia di Kapitan Djordjevic, pallone che era indirizzato, lo rivedete sull'incrocio lontano, provvidenziale qui il no di Djordjevic. Ultimi 2 minuti di gioco di questo primo tempo, Mecenero va via ma viene recuperato, poi cerca di servire, invece da pallone a Djordjevic, riparte ma è bravo Arlen Haidari a chiudere lo spazio del passaggio, già battuto il laterale con Dobrosaljevic che lotta a prendersi il pallone, poi la girata di Kapitan Djordjevic, non c'è deviazione, ha scaricato il pallone e potrà ripartire da Nicola Del Lago, facile per Dobrosaljevic. Arlen Haidari, il movimento di Mirko Bicego che non riceve il pallone, Turkolovic, lo scambio per Djordjevic che scarica di poco a lato, non c'è deviazione, si arrabbia anche Arlen Haidari, si era fermato Bicego, aveva perso il pallone, rischiosissimo questo tiro dello Serbia United, palla ora avanti per Bicego che la domestica dietro per Arlen Haidari che viene fuori bene da 2 giocatori, poi c'è il fallo di Djordjevic che aveva subito il tunnel. Quarto fallo di questo primo tempo, c'è battuto la punizione con Mecenero che cerca di andare a puntare Zlatanovic, Mecenero indietreggia, cerca di andare via da Zlatanovic, non ci riesce, recupera palla Milos Popovic, poi perde ancora un pallone lo Serbia United sul tentativo di ripartenza. Mecenero, lo scambio per Bicego che va dietro da Dobrosaljevic, ultimo minuto più l'eventuale recupero. Mecenero va a puntare ma perde il pallone Zlatanovic, Mecenero, anzi no, era Zlatanovic, poi c'è il tocco di Mecenero in corner, calcio d'angolo, vedremo se lo Serbia United saprà ritrovare le vie del pari. Qui intanto calcio d'angolo battuto dietro per Zlatanovic, costruito straordinari, Dimic
elude l'intervento di Dobroseljevic, poi va a scaricare un pallone non perfetto ma comunque tenuto in campo da Turkolovic, che apre per Milos Popovic, il tiro in corsa del numero 3 Granata. Alin Eidari cerca di andare via, viene però fermato da Turkolovic contro Mecenero, che ci mette il corpo, concede soltanto il fallo laterale, intanto scocca il 30° minuto, 2 minuti forse di recupero, chissà, non ho visto. Turkolovic intanto il gioco con un tiro che sbatte ancora su Mecenero, ma ancora Turkolovic sul punto di battuta, qui intanto l'errore, palla recuperata da Mecenero va in aiuto Bicego che riceve il pallone, Bicego bravo che chiude Turkolovic il triangolo ed evitare il 3-1, intanto rientra in campo Milan Popovic, lo scambio con Zlatanovic, ancora Milan Popovic, ora in possesso palla, aspetta il movimento dei compagni, porta avanti il pallone, serve Milos che torna ancora da Milan, recupera per qualche istante il pallone del Real Mantovano, Milos Popovic, Zlatanovic lo difende bene il pallone da dietro per Milan Popovic, movimento di Djordjevic, Milan Popovic va a puntare Dobroseljevic, c'è però il fallo del 10 del Real Mantovano, lo rivediamo nel replay, così è stato visto dal signor Mazzoccato il terzo fallo, una punizione, intanto rientra Petrovic al posto di Milos Popovic, che va a rifiatare per gli ultimi secondi di questo primo tempo, che vede il suo Serba United sotto di un gol, 2-1 avanti il Real Mantovano. Bicego intanto sfila sul palo per questa punizione, sul punto di battuta c'è il numero 10 Milan Popovic, vedremo se andrà a calciare direttamente o se giocherà il pallone per Petrovic. Appena entrato Popovic va a calciare direttamente tra le mani però di Dallago, e poi Alin Eidari respinge il tiro a botta sicura di Djordjevic da 2 passi. Petrovic ancora per Djordjevic, guardato da Alin Eidari, Djordjevic retra, si gira, viene fermato dal 4 Mantovano in fallo laterale. Djordjevic capisce tutto quanto Dobroseljevic che esce bene dalla propria area, Dobroseljevic, il tocco per Mirko Bicego, in corsa alla puntata con la spizzata di mano di Susan Dimic che rivediamo, e intanto arriva anche il fischio, il duplice fischio che manda le squadre al riposo dopo 2 minuti di extra time, quindi il Real Mantovano avanti 2-1 sullo Serbia United. Tra 10 minuti circa torniamo qui live dalla Belbote Arena per il secondo tempo con le immagini di Fuzzavento TV e il commento del vostro Testoni.
tutto pronto per la ripresa del gioco. Sarà lo Serbia United che intanto ha cambiato il portiere, penso sia Zarko Stevanovic, l'altro portiere, sì, perché gli altri sono tutti entrati in campo, anche lui è la maglia numero 12, in distinta lo trovo con il 14, perché il 12 in campo era Mihailo Petrovic, almeno penso. Djordjevic intanto fermato in fallo laterale. Secondo tempo di questa prima semifinale Coppa Indas di Vicenza, con il Real Mantovano che conduce 2-1 sullo Serbia United. Saluto intanto il mitico Federico Scambi. Hai ragione Fede, non c'è più rispetto per i telecronisti, mi sono dovuto andare a prendere del luppolo, grande sacrificio il mio. Mecenero intanto a cercare di far uscire il Real Mantovano, pressione altissima quella del Serbia United, palla lunga tenuta in campo da Alin Haydari, poi il tocco sotto porta del numero 8 Leotrim Lushaku, ha fatto tutto da Dio Alin Haydari, poi ha messo un pallone sul secondo palo, tocco morbido di Leotrim, quasi un tacco, nel mentre saliva con il suo faccione il buon Michele Di Giambattista, responsabile Endas di Vicenza, responsabile di tutto quanto quel che è calcio a 5. Intanto Leotrim fermato in fallo laterale, un 3-1 che può diventare pesante nell'economia del gioco. Sponda Real Mantovano che ha battuto un corner con Dobrosaljevic, palla per Mecenero, il tocco ancora, poi il gol, fotocopia contro il C contro il V del gol del primo tempo, meno spettacolare ma sempre efficace questa volta. Mecenero che firma il 4-1, 2 minuti sul cronometro di questa ripresa, si porta sul +3 il Real Mantovano. Come nel primo tempo Leotrim, il numero 8 del Real Mantovano, sponda pivot, ha dato un pallone al bacio a Mecenero che ha incassato alle spalle del neoentrato Stevanovic. Colpito 2 volte a freddo il portiere dello Serbia United, partita ora che si incanala sui giusti binari con il recupero di Mecenero che ha scippato il pallone a Dragan Kostic. Giro palla ora del Real Mantovano che può amministrare secondi e gioco in questa prima semifinale, avanti 4-1. Mecenero, lo scambio con Arlin Haydari, Dobrosaljevic, aspetta il movimento di compagni, palla per Leotrim Lushaku che va dietro da Mecenero gira palla a sinistra verso Dobrosaljevic che centralizza verso Arlin Haydari. Leotrim, lo scambio con Mecenero che non trattiene bene il pallone ma comunque lo tiene vivo in possesso per i suoi, la finta su Turkulovic, poi lo scarico verso Dobrosaljevic che chiude il passaggio, l'ultimo a toccare forse è stato Mecenero, sì è così, in rimessa laterale con Dragan Kostic che fa ripartire il gioco dei suoi da dietro con Turkulovic che avanza, si fa vedere Djordjevic, Turkulovic aspetta il movimento di compagni, serve comodo per Kostic che gli restituisce il pallone, ancora Turkulovic per Capitan Djordjevic che cercava di girare e cambiare lato verso Milan Popovic, capisce tutto Alin Haydari, si rifugia in laterale già battuto Turkulovic, cerca di andare a puntare la difesa con il petto, esce bene Dobrosaljevic che invita a destra Leotrim Lushaku che si ferma, aspetta l'arrivo anche di Alin Haydari che poi tocca un pallone verso Leotrim, capisce tutto Djordjevic ma viene fermato Alin Haydari, il pallone dietro per Dobrosaljevic che lo tiene vivo ma doveva sfruttare meglio questa occasione il Real Mantovano, chiede scusa il numero 10 arzignanese, doveva sfruttarle, tanto rientra Felipe al posto di Leotrim Lushaku. Un gol e 2 assist nella sfida fin qui giocata dal numero 8 del Real Mantovano, numeri importanti. Tanto recupera ancora Dobrosaljevic avanza, il tiro, c'è una deviazione non ravvisata dal direttore di gara,
Riparte allora con la rimessa nel fondo del portiere del Serbia United. Milan Popovic per Kostic, lo scambio cercato, ribattuto però da Dobrosaljevic. Milan Popovic alza la testa, serve Kostic, fermato da Dobrosaljevic che riceve il pallone da Felipe. Dobrosaljevic va dietro da Alin Haidari, poi Felipe non riesce a mantenere il pallone sotto lo scarpino azzurro. Può ripartire lo Serbia United, tanto è pronto a rientrare anche Milos Popovic. Deve velocizzare l'azione però la formazione Serbia United, ci prova ora con Djordjevic, c'è una deviazione, dunque sarà corner, anzi no, non c'è il corner, può ripartire il Real Mantovano con Felipe che si accentra, va a scaricare il destro che si infila sul palo lontano, il 5-1 firmato proprio dal numero 5 del Real Mantovano, Felipe. Qui l'errore però un po' anche del portiere che si è tuffato in netto ritardo, non ha coperto il palo. Bravo però Felipe con il diagonale preciso a trovare l'angolino lontano e a mettere dentro il gol del 5-1 al 7° minuto di questa ripresa. Vediamo ora come cercherà di reagire qui bene Popovic, il tiro che trova i riflessi pronti di Nicola Dal Lago, il capitano del Real Mantovano, spara in fallo laterale, poi il tiro di Djordjevic deviato in corner pronto ad essere battuto da Petrovic, palla per Djordjevic, il pallone sfila per tutta l'area di rigore, non viene però toccato da nessun compagno di squadra. Dal Lago può far ripartire Mecenero, la diagonale all'indirizzo del numero 6 Alberto De Grossoli, entrato in campo in questa ripresa, suo debutto nella Final Four con Real Mantovano che ha in rosa un macello di giocatori, distinta lunghissima, quindi tanti cambi a disposizione per mister Tiziano Marcolongo. Alin Haidari va sul fondo, serve Felipe che porta il pallone a Mecenero, il tocco per Alin Haidari. Milos Popovic cerca in tutti i modi ma non può difendere tutti, lui recupera ora il pallone, l'ultimo a mollare il giocatore numero 3 con la maglia granata, qui l'errore, intanto recuperato la palla da Alin Haidari, lo scambio, il tiro in corsa di De Grossoli, un sinistro, il mancino esce di poco a lato. Popovic, Turkulovic intanto rientrato in campo, palla per il capitano Djordjevic che si gira, viene guardato da Alin Haidari, palla al numero 12 Petrovic, Turkulovic costretto a indietreggiare, un passaggio che non arriva da Milos Popovic che ha speso tantissimo, un po' anche scoraggiato anche per gli errori dei compagni, errori che non si devono commettere. Qui intanto siamo già dalla parte opposta con Djordjevic che recupera il pallone, ma De Grossoli è bravo a riprenderselo, poi Djordjevic è costretto a commettere fallo, a far sì che la maglia del numero 6 dalla taglia M diventi una doppia XL, lo rivediamo anche nel replay, aveva perso il pallone, poi per evitare il tiro lo ha abbracciato in modo violento ma sportivo, tanto ancora le scuse di Turkulovic al numero 6 De Grossoli, punizione con proprio De Grossoli che andrà a battere, siamo 1 metro oltre la linea nera che delimita l'area di rigore, il fischio, De Grossoli, il tiro, una staffilata che esce di poco, l'applauso anche di Alin Haidari per il compagno di squadra, rivediamo nel replay, tiro potente, fuori di poco. Lo scambio intanto fermato da Alin Haidari che scippa per qualche istante il pallone a Petrovic, Milos Popovic però se lo riprende, ancora Petrovic, palla per Djordjevic, verso Petrovic,
Milos Popovic, non salta Djordjevic e poi Nicola Del Lago spara lontano il pallone, viene tranquillizzato il numero 12 Petrovic, riparte Serbia United dietro, palla per Milos Popovic sulla destra, Al-Nidar recupera il pallone in scivolata, l'apertura della parte opposta per Mecenero, lo scambio per De Grossoli che vuole tornare a dare il pallone a Mecenero, poteva anche calciare, applaude Marco Longo, aveva lo spazio per calciare Alberto De Grossoli, troppo altruista nel frangente, aveva sul destro il pallone del 6-1 perché il destro è già il suo piede. Djordjevic intanto fermato da Arlin Haydari, Felipe poi perde però il pallone, Djordjevic lo recupera ancora, non c'è il fallo, sì invece c'è il fallo di Alberto De Grossoli, punizione a fotocopia di quella precedente, però questa volta in favore del Serbia United che va a chiamare la barriera. Djordjevic aveva perso sì il pallone, però insomma mi pare di aver visto nel replay di funzionamento TV che l'intervento di De Grossoli fosse comunque scomposto. Mi sento insomma di dire giusta la decisione dei due direttori di gara. Punizione con Kvitkovic, Nicola Del Lago che apre la manona ed evita che il pallone lo superi. Dunque sventata la minaccia da parte del portiere del Real Mantovano con Mecenero che alza la testa, serve però a destra Arlin Haydari, ancora lo scambio con Mecenero, i due fraseggiano, esce bene Haydari, serve sulla destra Mecenero che torna sui suoi passi, lo scambio con Haydari, beviamo del luppolo. Haydari prolunga avanti per Felipe che non tiene il pallone, alza comunque il pollicione, thumb up del numero 5 del Real Mantovano, riparte lo Serbia United con Kvitkovic, Turkulovic, si muove Djordjevic che tiene vivo il pallone in possesso per i suoi, nonostante la difesa avversaria. Qui c'è il fallo, arriva con qualche secondo di ritardo, è il secondo fallo, punizione per Serbia United, lo avete visto anche nel replay, fermato Milos Popovic con un fallo. Recupera il pallone dietro gli standardi biancorossi del team Giorgione, il numero 8 Christian Turkulovic, sistema la barriera Nicola Del Lago con il direttore di gara il signor Luigi Iarrizzo che fa retrocedere di qualche passo Felipe De Grossoli. Del Lago si posiziona vicino alla sua barriera, la punizione, palla dietro per Djordjevic, non c'è il tocco, lo tiene vivo il pallone il portiere, poi Mecenero viene fermato da Djordjevic in scivolata, il pallone resta ancora lì con Mecenero che lo recupera per il Real Mantovano, chiama in causa anche Felipe che scarica con il destro il pallone per De Grossoli che gira il lato verso Arlin Haydari, ancora Haydari va a cercare un piazzato che trova la deviazione di Milos Popovic in fallo laterale già battuto. Haydari dietro da Mecenero, il gioco per Felipe, lo scambio a sinistra per De Grossoli che va a calciare, si tuffa il portiere del Serbia United, penso Darko Stevanovic, lo rivediamo nel replay, ripeto, due 12 in campo, ma soltanto uno nella distinta, vado per esclusione, penso sia Zarkovic con la maglia numero 12 ma con la distinta numero 14. Felipe per Mecenero fermato, può distendersi in contropiede che non va a buon fine, recupera ancora Mecenero grazie all'intervento di Felipe. Milos Popovic ora fa partire Turkulovic che chiude il destro in esterna. Nicola Del Lago può recuperare il pallone dal fondo, lo rivediamo nel replay quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto di questa prima sfida. Intanto rientrano Dobroseljevic e Bicego, Dobroseljevic invita De Grossoli, Dobroseljevic che scarica in malo modo il pallone che praticamente arriva
dalle nostre parti e viene ributtato in campo da un tifoso, pardon per il refuso, della Belbotea Arena. Intanto Serbia United che non riesce a tenere il possesso del pallone, palla scaricata per Bicego che a sua volta non trattiene il pallone in campo. Serbia United con Milos Popovic fermato dalla doppia marcatura. De Grossoli cerca di saltare il numero 3 Granata che va a terra. De Grossoli poi maschiamente si riprende il pallone, abbiamo visto che ha anche la mutanda bianca perché Milos Popovic gli aveva tirato il calzoncino. Laterale comunque per il Real Mantovano. Qualcuno sbadiglia in tribuna. Partita che si è tranquillizzata, ma colpa soprattutto di un Real Mantovano che con cinismo ha sfruttato ogni occasione. Quindi intanto fallo di Dobro Zaljevic su Milan Popovic che rivediamo nel replay di Futsal Veneto TV. Stavo appunto dicendo che il Real Mantovano con un inizio di secondo tempo perfetto ha messo 3 gol in rapida successione per portarsi sul +4 dopo che il primo tempo si era chiuso sul 2-1. Ora 5, come vedete dalla grafica di Futsal Veneto TV, 5-1 per il Real Mantovano sul Serbia United. Un Serbia United che ora ha una punizione a proprio favore. Il direttore di gara dice a Milos Popovic di stare tranquillo, di non dar fastidio a Nicola Del Lago. Ci stavano smanacciando i due, per aver arguito il 3 del Serbia United. Punizione battuta ma da dimenticare per la squadra in maglia granata. Intanto entra con la maglia numero 9 Giovanni Pangallo. Nicola Del Lago rilancia lungo per Bicego, costretto agli straordinari per recuperare un pallone che però sfila via fuori dal rettangolo di gioco. Se la ride con il suo portiere, come dire, ehi bro, guarda che sono 75, 50 anni per il buon Bicego. Beh, ma li farà a dicembre però, quindi ne ha ancora 49. Il buon Mirko Bicego con intanto il palo e poi sotto misura Milos Popovic firma il gol del 2-5. Rivediamo qui nel replay, c'è stata anche forse una deviazione, il palo aveva negato il gol a Milan Popovic, poi Milos ha trovato a porta vuota il sigillo del 2-5, recupera il pallone intanto Milan Popovic che corre verso il fondo. Turkolovic fermato però dall'ottimo intervento di Pangallo, ancora Milos Popovic, palla fuori di poco. Intanto mister Marco Longo chiama il time out. Un time out utile per chi vi sta raccontando questa prima semifinale per sorseggiare dell'ottima bionda, intesa come birra ovviamente. (5-2) avanti il Real Mantovano in questa prima sfida. A seguire alle 21:30 il match tra Velo e Futsal Città di Malo. Vedremo chi delle 4 domani alzerà al cielo il trofeo Coppa Endas di Vicenza, con le finali che saranno trasmesse sempre dalla sapiente regia di Futsal Veneto TV, domani però con la voce di Giulio Cosaro, presidente factotum della Leonicena, che ieri ha chiuso il campionato di D in FIGC e che domani sarà il mio degno sostituto in questa 2 giorni di tombolo, 2 giorni che torneremo a vivere anche la prossima settimana. Venerdì semifinali under 17, devo fischiare io, dice l'arbitro. Venerdì prossimo semifinali under 17 VGC e poi a seguire nella stessa giornata anche le semifinali della Coppa Veneto di Serie D.
insomma Belbotea Arena che si conferma essere casa del futsal che conta, che sia FIGC o amatoriale. Da ripetere intanto la rimessa laterale quando stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti, ancora 600 secondi da giocare più l'eventuale recupero con il tentativo targato Serbia United sul fondo a Arlena Idali, però ferma tutto quanto, fa ripartire Bicego, non è preciso il passaggio sulla corsa, Bicego non riesce a trattenere il pallone, intanto sono arrivati anche i ragazzi del Velo e quelli del futsal Città di Malo che si scontreranno più tardi nella seconda semifinale. Intanto la palla per Turkulovic, dal lago però è un muro e poi Arlind recupera per qualche istante il pallone è rimasto vivo, ora esce, rimessa laterale per la formazione del Real Mantovano, grande parata di Nicola Dal Lago, il capitano del Real Mantovano che ha salvato i suoi poco fa con un intervento praticamente da 2 passi. Intanto laterale per Bicego che si strattona con Kvtkovic che va a battere la rimessa laterale, però sbagliando misura, sbagliando compagno, e allora può ripartire Pangallo dietro per Alin Haidari in tutta comodità. Haidari fa sfilare il pallone per Dobrosaljevic, lo scavetto che però regala il pallone a Serbia United, bravo Dobrosaljevic a recuperare la sfera, il pallone è rimasto vivo in campo, Dobrosaljevic, una doppia finta di troppo, ancora Dobrosaljevic a recuperare il pallone, non c'è il fallo, c'è comunque penso rimessa dal fondo, anzi no, non c'è nulla. Dobrosaljevic un po' ride sotto i baffi che non ha, voleva il fallo non ravvisato il signor Ierrizzo Luigi. Intanto fermato, ancora una nuova azione del Serbia United con Arlen Haidari che riparte veloce da parte opposta del campo, va a caricare il pallone per Mirko Bicego che viene però fermato, mi pare da Kvtkovic, il numero 9 Serbia United, siamo dalla parte opposta con Milan Popovic, una serie di finte di Milan Popovic, poi Pangallo dice di no ed evita, si era proprio Kvtkovic. Ancora poche speranze di recupero, rientra intanto Turkulovic, il tiro ribattuto alla distanza di Djordjevic. Milos Popovic va a puntare l'avversario, Pangallo nella fattispecie che non cade nel tranello, Milos Popovic ora si accentra, scarica per Djordjevic che va dietro da Turkulovic, Turkulovic non ha lo spazio per calciare, cerca di inventare per Kvtkovic, Bicego per Djordjevic, Pangallo, il movimento di Bicego, Pangallo va da Alen Haidari che cerca di lanciare in lungo la palla, ribattuta arriva da Pangallo, si invola Pangallo fermato in scivolata dal Nov Kvtkovic, già battuto l'auto, palla per Bicego, il classe 75, un po' come a scrollarsi di dosso e a dire finalmente l'ho fatto anche io quest'oggi, il gol, il bomber Mirko Bicego trova il sigillo del 6-2, risultato tennistico ora per la squadra di mister Marco Longo che potrebbe anche allungare con Dobrosaljevic che serve ancora per Bicego che va a calciare, però trova il portiere dello Serbia United con la maglia numero 12 a dire di no. Rivediamo nel replay, buona qui l'intervento di Stevanovic, si è alzato anche Susan Dimic, il collega con la maglia numero 1 che ha giocato il primo tempo, a complimentarsi con il collega portiere. 6 minuti intanto ancora da giocare, 6-2 il punteggio, in vantaggio. Intanto in tribuna, attenzione a Bicego per il Mantovano, per Alen Haidari, non resta lì. È arrivato in tribuna mi sembra Daniel Kvtkovic con la maglia numero 9, ha visto che sono arrivate le birre, perché non mi sembra di aver visto nessun cartellino, ha visto che sono arrivate le birre in tribuna, no, ma sta sorseggiando dell'acqua, però secondo me
il sapore della birra lo ha sentito nonostante fossero chiuse le lettine. Dobrosavljevic apre per Alen Haidari e confeziona il 7-2 pro Real Mantovano. In contropiede le braccia poi da Haidari. Dobrosavljevic che viene richiamato in panchina tra gli applausi dei compagni. Rientra in campo Giacomo Tessaro, il 5 dell'esperto Igor Dobrosavljevic, un pallone d'oro per il 7-2. Cambiata anche la grafica ovviamente in questa diretta su Futsal Veneto TV, e allora aspettiamo soltanto che scorrino i secondi per i titoli di coda con un Real Mantovano che tornerà domani in campo per la finalissima. Quasi sicuramente mancano meno di 5 minuti, difficile che possa esserci il recupero della formazione oggi di casa, colorata dei colori serbi. Tessaro intanto dietro per Haidari, autore del 7-2 di poco fa. Tessaro ancora lo scambio con Pangallo, giro palla Real Mantovano a far scorrere i secondi, non è preciso il tentativo di passaggio, pallone che sfila lontano. Nicola Del Lago a dare indicazioni della propria area di competenza. La rimessa laterale che verrà battuta, è già stata battuta da Milan Popovic, lo scambio con Milos. Popovic palla avanti per Djordjevic fermato da Alen Haidari. Djordjevic per Milos che chiama in causa anche Milan Popovic, movimento del 10 serbo. Aspetta la corrente Milos che viene fermato ancora, però palla per Serbia United, quella palla che resta lì, e poi Nicola Del Lago che dice ancora di no, non evita il calcio d'angolo ma evita il possibile 3-7. Corner per la squadra serba, un corner che non viene però sfruttato nel migliore dei modi. Quando mancano 3 minuti rientra intanto Dobrosavljevic a posto di Alen Haidari e c'è Tessaro pronto a rimettere in gioco il pallone. Scambio con Bicego, Tessaro ancora dietro per Dobrosavljevic che va da Tessaro, la pressione alta del Serbia ma esce bene Tessaro che elude l'intervento del numero 12 Petrovic. Tessaro poi si arresta e si ferma da dietro Dobrosavljevic che fa sfilare a sinistra per Pangallo, ancora da Dobrosavljevic. Tessaro ora può far Medina, la formazione di mister Marco Longo, coadiuvato in panca da Luca Di Biasi. Palla in mezzo, resta lì, voleva forse un tocco di mano, chissà Tessaro, se la ride, ha fatto continuare il direttore di gara. Intanto il pallone vivo perché è bravo Milan Popovic ad avanzare, lo scambio per Djordjevic, il capitano mette dentro il pallone del 3-7. Mancano però 2 minuti, difficile che possano recuperare i serbi. Buona comunque l'azione a liberare Djordjevic sulla destra. 28 superati. Dobrosavljevic per Pangallo, movimento, palla per Dobrosavljevic sul velo di Tessaro, non ci arriva il 10 del Real Mantovano che comunque ringrazia per l'idea il compagno di squadra. È rientrato anche Zlatanovic, proprio lui tiene possesso palla, va dietro da Kostic. Djordjevic, Milos Popovic, palla per Kostic che firma il -3. Dragan Kostic si è acceso ma troppo tardi. La formazione del Serbia United che si porta sul -3. Si arrabbia Nicola Del Lago con mister Marco Longo che ha qualcosa da ridire ai suoi giocatori in campo. Intanto sono in campo entrambi i Lushaku. Leard aveva toccato proprio per Tessaro, Leard che torna ad avere possesso palla, lo scambio ancora per Tessaro che non va a buon fine e noi lo vediamo il forse in finale quando è scoccato anche l'ultimo minuto di gioco. Abbiamo superato i 29 continuativi di questo secondo tempo. Djordjevic, 3 gol da recuperare per la squadra del Serbia United. Kostic in gol anche lui. Milos Popovic, lo scambio con Djordjevic, Milos Popovic, palla però fermata
per qualche istante da Leutrim, che concede soltanto il corner. Intanto dentro in questi finali Tommaso Farinon, il numero 12 del Real Mantovano, che ha preso il posto di Nicola Del Lago. Se là c'è lo scarpino Milos Popovic, è pronto a giocare il corner quando siamo in prospettiva recupero. Ci entriamo proprio adesso, superati i 30 minuti di gioco. Djordjevic fermato, il direttore di gara controlla il cronometro, non ha dato disposizioni del recupero. Possesso ancora Serbia United, Milos Popovic fermato con il fallo da Tessaro. Scampoli finali di sfida con il Real Mantovano vicinissimo alla finalissima di domani. Nuvoloso domani, dicono, richiedono i tifosi qui dalla tribuna. In effetti il tempo è scaduto, vedremo ancora quanto si continuerà a giocare. Palla intanto scodellato avanti per Leutrim, che avanza. Leutrim fermato, Dobrosaljevic per Leutrim, Dobrosaljevic e il gol che chiude la partita con il Real Mantovano che sale sull'8 volante, firma l'8-4 con Dobrosaljevic. Allora possiamo dire che davvero è finita qui. Manca soltanto il triplice fischio per il the end di questa sfida, triplice fischio che ancora non arriva. Milos Popovic, 1,5 intanto se n'è già andato di recupero, recupera per qualche istante il pallone, ma Zlatanovic se lo riprende sul pressing di Tessaro. Ancora Zlatanovic, Kostic, giro palla, recupera Dobrosaljevic che scarica su Kostic e proprio sul tiro arriva il triplice fischio finale che manda in finale il Real Mantovano di Capitano Del Lago, del tecnico Tiziano Marcolongo, che domani tornerà qui in campo alla Belbotti Arena e sfiderà una tra Veno e Futsal Città di Malo, che tra meno di un'ora alle 21:30 si affronteranno qui sempre live dalla Belbotti Arena su Futsal Veneto TV. A dopo.